Eccoci qua, siamo ritornati. Dopo le do la parola alla dottoressa. Volevo sentire un po' l'intervista di Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Che cosa dice al riguardo? Vabbè, ma insomma. Da martedì porteremo le nostre proposte al nuovo piano sociosanitario. Ci sono 3 questioni non risolte che devono essere risolte. La prima riguarda gli anziani non autosufficienti. Non è più accettabile che ci siano anziani di serie A che hanno contributo regionale e di serie B che si devono pagare più di 2.000 euro al mese per l'assistenza in casa di riposo. Seconda grandissima questione, la carenza di medici, di infermieri, di operatori sociosanitari in tutte le aziende ULSS, in ospedale e nel territorio. E infine il modello della medicina di gruppo integrata che, come così scritta in questo piano, rischia di saltare facendoci tornare indietro. Partiremo da qui per cambiare questo piano. Chiedo a lei, medicina, anche dopo torneremo sul discorso anche dei medici ospedalieri, giustamente viene sottolineata la problematica, ma anche la medicina di gruppo integrata. Questa è stata un po' una sperimentazione, un po' un grande fallimento. Assolutamente sì. Si è tentato un accordo con i medici di base, di tutto e di più. Di fatto poi le persone si sono trovate tanto come prima, se non afferire al pronto soccorso con i codici bianchi, poi devi anche pagare, eccetera. Qui c'è stato un comunicato proprio di lunedì 17 dicembre, quotidiano Sanità, dove dice Fabrizio Boron, medicina di base si auspica, anzi ve leggo proprio, nel nuovo PSR, il nuovo piano di sociosanitario, fa sapere il Presidente della Quinta Commissione Boron, si prevede un ventaglio di possibilità, cioè che la medicina di base possa essere convenzionata, accreditata o medico dipendente. Quest'ultima potrebbe andare incontro a quelle zone che nel territorio hanno problemi oppure per questioni oggettive hanno delle aree scoperte. E altra novità sostanziale in questo PSSR sono le medicine di gruppo e si ritornerebbe alle semplici medicine di gruppo, quindi non più quelle integrate, ma ci spieghi un attimo. Quindi cosa vuol dire questo? Allora, che è fallito completamente tutto e si ritorna diciamo indietro? Che non è andato bene, non è andato bene, forse l'organizzazione non è stata ben pensata. In pratica dovevano essere gli SPOC, cioè l'hub, che è l'ospedale in cui succede tutto quello che succede, di importante e di grave, poi il paziente deve essere seguito sul territorio, perché non è possibile che ogni volta che ha bisogno di un controllo, di un consiglio, debba ritornare di nuovo all'ospedale. Allora hanno pensato di istituire questa medicina integrata con dei gruppi di medici di base che si fossero uniti con l'inserimento di almeno 5 o 7 specialità all'interno di questo gruppo, in maniera da farlo funzionare. La cosa non è andata. Non solo non è andata, ma inizialmente si diceva che queste medicine integrate avrebbero dato una risposta sul territorio 24 ore su 24, la famosa H24. Perché così siamo partiti con l'H24 e qua invece ci ritroviamo che gli specialisti non danno più la disponibilità, H24 è diventato H12 e comunque sia siamo ritornati allo statu quo ante, cioè o ci sono medici di base che si riuniscono e formano una sorta di poliambulatorio, un'associazione medica per curare i loro pazienti dandosi dei turni, oppure ognuno si mette il proprio qua. Quindi in pratica tutto quello che doveva essere il proseguio di una terapia e di una vicinanza al paziente sul territorio non si è realizzata, purtroppo. Righetti, poi Bruscia. Trovo assolutamente negativa questa retromarcia sulle medicine di gruppo integrata. Però non sono riusciti a scavalcare i problemi. Sì, ma qua quando si azzera sempre tutto e si ricomincia da zero, no? Sì, non si è diffusa in modo omogeneo in tutto il territorio regionale, però dove le cose sono state fatte bene hanno funzionato e stanno funzionando. Dove? A Schio per esempio, faccio l'esempio, ma anche in altre situazioni, dove la struttura è stata messa in campo in modo serio, con risorse adeguate, ha funzionato e come? Con livelli di qualità eccellenti. Per cui noi diciamo bisogna partire da quelle buone pratiche, riprenderle ed estenderle in tutto il territorio. Ma se non significa mettere a disposizione
i locali da parte anche della struttura pubblica, significa mettere a disposizione anche il personale infermieristico invece che andarlo a cercare in altri modi dalle cooperative private. Ma a carico di chi? Perché c'era anche il problema economico. Sì, A carico del sistema sanitario sempre a carico del sistema sanitario. Il sistema sanitario non è che non sostiene i costi. Se lo studio dei medici che si mettono insieme assumono gli infermieri e però la copertura tramite un loro canale, tramite un canale diretto, però il costo è sempre sostenuto dalla struttura sanitaria pubblica, la struttura sanitaria pubblica ha sempre quel costo. Però è un personale diverso da quello che potrebbe essere invece il personale della struttura pubblica. Ma soprattutto il punto che rischia di essere regressivo sta in una parola: integrate, no? Cioè, le medicine di gruppo sono una cosa, le medicine di gruppo integrate sono un'altra, anche dal punto di vista della qualità dell'offerta. Medici che si mettono insieme in uno stesso studio ce ne sono, ce n'erano anche prima, ce ne saranno, ma non svolgono quella funzione che era stata pensata per la medicina di gruppo integrata. E se non si sviluppa la medicina di gruppo integrata non si risolvono neanche i problemi di accesso al pronto soccorso e all'ospedale. Esatto. A questo punto che cosa pensate che possa Lo Stato emergere? o la Regione non può chiedere a dei liberi professionisti quello che chiede ai dipendenti. Gli ospedalieri sono gli unici dipendenti del sistema sanitario nazionale. Tutte le altre figure della sanità che operano all'interno del sistema sanitario nazionale sono liberi professionisti che vendono la loro opera allo Stato, la cosiddetta convenzione. Addirittura anche gli universitari, che di per sé sono anche loro dipendenti enti pubblici, sono convenzionati col sistema sanitario nazionale. Però hanno degli oneri ben precisi di assistenza, di presenza, di intervento. Certo, eccetera. Se si va a vedere il contratto dei medici di medicina generale, credo che a loro sia obbligatorio fare 3 ore di ambulatorio, credo. Però indipendentemente da questo, il discorso qual è? Che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, mai sceglieranno, se gli verrà proposto, di essere dipendenti. Perché è troppo la perdita dei loro privilegi rispetto al carico di lavoro e alla dipendenza come c'è quella ospedaliera. Le dico che loro arrivano già a fare il medico di medicina generale al massimo della loro carriera perché sono primari di se stessi. In ospedale no. In ospedale sei medico in formazione, assistenza, insomma ci sono tutto un gradino, insomma pochi poi arrivano, quindi anche dal punto di vista carrieristico è molto poco, diciamo, la motivazione per un medico. Però se si va verso un percorso di ricambio generazionale, no? Tanti vanno in pensione, tanti dovrebbero entrare. Si potrebbe cominciare da qua? Però si è investito tanto in questi anni sul territorio per questa sperimentazione e si è visto che invece l'ospedale è ancora il centro dell'assistenza, quando invece doveva succedere tutti i diversi. Ma scusate, ma se il pronto soccorso lavora come un poliambulatorio, ma il medico in medicina generale, con tutto il rispetto e l'amore che voglio perché ho tantissimi amici, però effettivamente sabato e domenica a casa, e quando c'è la guardia la fanno i medici guardia medica e non loro, sono primari di se stessi, si organizzano. Se un medico ospedaliero, adesso che c'è la ULSS 6 Eugania, da Sant'Antonio gli dici vai a Piove di Sacco, quello deve andare a Piove di Sacco. Un medico di medicina generale no, uno specialista ambulatoriale no, perché il contratto ce l'ha per quella sede e basta. Io devo pagarti di più per mandarti da un'altra parte, sempre che accetti. Allora ci sono dei vincoli che la politica non ha risolto, perché alla politica servono i voti. La sanità privata, insomma, rispetto al pubblico, chi è che può finanziare la politica? Quindi lei dice che è una volontà, una questione politica tutta. È una questione solo politica, cioè noi ci troviamo in queste condizioni. Per delle scelte politiche non si è avuto il coraggio di rompere qualcosa che insomma è incancrenito nel tempo e negli anni. E di questo ripeto, poi dopo ne succede che chi è che ne fa le spese? Io, ripeto, posso anche non accalorarmi, tra poco andrò in pensione, potrei anche, come dire, non affrontare questi argomenti, ma purtroppo però io faccio il medico,
Per me, io ho fatto questo mestiere e lo faccio perché io ho il paziente, ho la salute del paziente, è anche una missione, non è soltanto una professione, la nostra, lo è sempre stato, ma di questo se ne approfittano, perché ripeto, noi non guardiamo mai l'orologio, no. Noi non chiudiamo e diciamo no, è l'una, è ora di pranzo, mai, mai. Però a questo punto... ripeto, il messaggio ai giovani, noi la nostra strada l'abbiamo fatta, ma noi facciamo scappare i nostri giovani bravi, ma a chi conviene oggi, ripeto, fare un neurochirurgo in un ospedale veneto o italiano, con quello che, insomma, con come siamo trattati? Ma non li trovi, non li trovi. Pozzato. È interessante questa riflessione perché mi fa dire che per certi versi sembrerebbe la strada giusta quella di fare in modo che tutta questa marea di liberi professionisti arrivassero a essere dipendenti del sistema sanitario nazionale. E chi è che non... viceversa? Facciamo tutti liberi professionisti? No, ma troppo, è troppo comodo, troppo comodo, perché le risorse sono dei cittadini, quindi quelle risorse messe lì sono a disposizione di chi? Soprattutto dei liberi professionisti, tutti i medici di medicina generale che sono in Italia, una quantità enorme, e la sanità è in mano lì, che crea problema persino al sistema ospedaliero, qui forse qualcosa non c'è. Chi è che non vuole che questi siano dipendenti? Per la prima volta adesso su questo piano emanando, una delle possibilità per la gestione delle medicine di gruppo è che siano dipendenti pubblici. Sì, dipendenti pubblici. È la prima volta che viene fuori questo. Team di assistenza primaria che coinvolge i medici dipendenti pubblici. Gli esperti, i veterani, cosa dicono? Che non sono d'accordo? Andiamo a chiederlo ai giovani se sono d'accordo di essere dipendenti del sistema sanitario, perché la motivazione verso il sistema sanitario, il vederlo con prestigio, il sentirsene parte, è se non sei un libero professionista che usi quella cassa per fare gli affari tuoi. No, poi non sono affari miei perché c'è la convenzione, ci sono le regole, ok, ma un conto è essere in una condizione del genere, un conto è essere un dipendente, giustamente sposti uno, ma non lo sposti per vessazione, lo sposti perché c'è bisogno da un'altra parte. Oggi c'è il problema dei medici di medicina generale, lo sposti uno da un posto, chi verifica se fa, non per giudicare perché per carità, ma qualcuno verifica se uno fa sempre bene o se c'è qualcosa che non va, se fa parte del sistema, se fa parte dell'organizzazione. Questo è, in questo c'è un silenzio assoluto, nessuno può parlare di quello. Io ricordo che per mettere in piedi queste medicine di gruppo integrate, che è un peccato che si sia fatto questo passo indietro, però non demordiamo, ci sono queste tre possibilità, comunque si deve spingere in quella direzione. Ricordo che la Regione Veneto ha stanziato 100 milioni di euro in 4 anni, 25 milioni all'anno, per mettere in piedi queste medicine di gruppo, ma per darle a chi? Per darle ai medici di medicina generale, a che si strutturino con gli ambienti, con la tecnologia, con il personale. Degli infermieri. 100 milioni spesi lì, nel silenzio. Cioè, chi è che va a verificare sta roba qua? Cioè, questi medici di medicina generale li hanno presi quei soldi alla fine in 1000 rivoli, e cosa ne hanno fatto? È vero che la Corte dei Conti ha emanato un suo parere a livello nazionale dicendo che l'esperienza del Veneto delle medicine di gruppo integrate, se diffusa a livello nazionale, poteva far esplodere la spesa, e quindi il Veneto si è fermato su questo. Però prima di fermarci su questo c'è un ragionamento da fare, cioè che sanità vogliamo in Italia, perché se queste medicine diventano il presidio nel territorio che serve a filtrare il sistema e non intasare i pronti soccorsi per dare risposta nelle comunità a tutti quei bisogni che una bella medicina di gruppo multiprofessionale può fare senza bisogno di recarsi in ospedale, forse è una strada interessante da percorrere. Bisogna certo studiarla, discutere, fare i budget, ragionare in prospettiva, ma sembra che allora sia povero il progetto e il management a questo punto di livello nazionale, che deve vedere una rinnovata riforma in questo paese, che è molto differente tra nord e sud, ma laddove va bene come noi non vogliamo rischiare di perdere, di indietreggiare, perché questo è il problema. Esatto, perché in questo momento siamo in una fase appunto un po' così, di stand by. Pubblicità un secondo, poi ritorniamo con voi.
Grazie.